Decine di bancali di mascherine destinate dall'allora commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ai comuni della Sinistra Piave e mai utilizzate. Stipate al Foro Boario di Oderzo, area comunale, recintata ma con i cancelli spalancati, sotto le tettoie che fino a poco prima della pandemia ospitavano bestiame. La mia segnalazione è stata quasi casuale perché passeggiavo sull'Ardine domenica e quell'area in generale è un'area in disordine, insomma, dopo il cancello era aperto e quindi mi sono incuriosito e la cosa che è balzata agli occhi è questo enorme quantitativo di mascherine che sono lì depositate. Si tratta del primo modello realizzato dalla Grafica Veneta di Trebaseleghe, azienda tra le prime a riconvertirsi alla produzione di mascherine quando, allo scoppio dell'emergenza, nei negozi era impossibile reperirle. Arcuri ne acquistò milioni, redistribuendole poi direttamente nei territori senza passare per la protezione civile regionale, così che questo lotto, quasi 1,5 milioni di pezzi, è rimasto qui. L'ipotesi è che sia stato consegnato tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, forse fuori tempo massimo, tanto da non essere più reclamato da nessuno. Di fronte a queste immagini, da Grafica Veneta e dal titolare Fabio Franceschi non nascondono un sentimento di amarezza, visto il grande lavoro che ha comportato reinventarsi i produttori di mascherine. Dal comune di Oderzo nessun commento, nessuna spiegazione, ma il nodo, sottolinea Martin, non è trovare responsabilità, semmai sventare, se ancora possibile, lo spreco. Se l'effetto della segnalazione è quello che qualcuno si ricorda che sono lì depositate e magari vengono distribuite, sono contento di aver fatto la segnalazione. Su una questione come il Covid è bene non essere divisivi e se la questione adesso, se quelle mascherine vengono utilizzate, ben vengano e forse dovevano essere distribuite qualche mese addietro, ecco. Il mio forse è un po', come dire, è un eufemismo, insomma.